Grande successo di pubblico per la seconda edizione del premio Carchinos, svoltosi sabato 16 dicembre allo Spazio Temenos di Agrigento alla chiesa di San Pietro. Organizzatrice dell'evento culturale Antiche Tradizioni Popolari, presieduta dal dottor Carmelo Cantone. La serata è stata condotta da Elettra Curto e ha visto alternarsi sul palco le 9 personalità che, secondo la commissione del premio, si sono distinte sia a livello nazionale che locale. Giusy Parolino per lo sport, Peppe Vita e Giancarlo Prosperi per l'attività imprenditoria, Oceano Mare, dottor Antonio Liotta per l'editoria, Daniele Vetro per le arti figurative, Vincenzo Galluzzo per la cultura e lo spettacolo, Silvio Schembri per il giornalismo, dottoressa Antonello De Mirio, premio Legalità, Gaetano Aronica per il teatro e il cinema. Il premio speciale è stato assegnato quest'anno a Piero Barone per la musica, il narese del volo Star Internazionale, vincitore anche di un festival di Sanremo. Emozionato, alla fine dopo tanto lavoro il risultato è venuto. È andata al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Un grande cast di premiati, un grande Piero Barone che ci ha commosso con la sua umanità, che per la verità io già conoscevo, un grande team che ha portato la manifestazione a questo livello. A voi il giudizio finale. La sala gremita dall'inizio alla fine. Grazie di cuore. Appuntamento un altro anno. Appuntamento al 15 dicembre 2018 per altri premi Carchinos e per altri messaggi positivi. Contenta di questo premio? Sì, sono lusingata per questo premio, un premio bellissimo che dà veramente voce a tutti gli agrigentini che lottano proprio per i valori di questa città. Grazie a tutti. È una gioia ricevere un premio ad Agrigento, nella mia città, e insieme a tanti personaggi straordinari come la signora che ho a fianco, che potrebbe anche demolirmi con un pugno e buttarmi giù. Viva le donne! Un premio sicuramente bello, no? Anche perché è un lavoro particolare quello che lei fa. Un premio graditissimo, un premio dato al mio lavoro, alla mia attività, che riesco a svolgere con molta gioia e fortuna nella mia città. E mi permetto semplicemente di fare una dedica particolare a questo premio. Ho ringraziato Carmelo Cantone e Carchinos, ringrazio anche mio marito e tutta la mia famiglia, i miei genitori, perché le donne che lavorano mi possono capire, non è una banalità. Chi da donna riesce ad avere una famiglia e lavorare lo deve grazie alla famiglia che la sostiene. Grazie ancora. Un premio importante che senza dubbio mi dà grande gioia, grande forza come editore, ma io devo ringraziare tutti gli autori, in particolare anche la coordinatrice della Medinova, Daniela Spalanca, e poi tutti gli autori che veramente rendono grande le mie edizioni. Medinova continuerà a lavorare, continuerà ad andare avanti e questo premio è uno sprone notevole. Emozionata, l'abbiamo sentito nel suo intervento nel ricevere il premio. Sono emozionata perché ritorno nella mia Agrigento e ritrovo una città ricca di carica di umanità e di voglia di fare. È una città che io ho amato, amo e per la quale mi sono impegnata e voglio ancora continuare a impegnarmi. Piero, questo premio qui ad Agrigento, un'emozione sicuramente bella. Una grande emozione, come ho detto poco fa, essere riconosciuti nella propria terra fa solo piacere e ti dà la voglia di ritornare sempre dove sei nato, dove sei cresciuto, con i propri affetti. Nonostante i tuoi impegni vieni dal Messico, quindi ci tenevi tanto a essere presente. Vabbè dai, 10 ore di volo in più non fanno la differenza, quindi dovevo stare qua e sono davvero orgoglioso di essere qua.